Ciao ed eccoci qui per una nuova recensione, questa volta recensione di Lime Crime. È la prima palette che prendo di questo marchio. Ho preso la Venus XL numero 2 che ha questi limoni disegnati sul pack. Il pack esterno dovrebbe essere stato una confezione in plastica trasparente, se non ricordo male, però l'ho gettata via perché è già da un pezzo che ho preso questa palette, però non avevo ancora fatto nessuna recensione e adesso ve la propongo prima che arrivi l'autunno, perché tra virgolette secondo me sono colori che sono adatti specialmente per il periodo primaverile, per cui sarei già in ritardo per la recensione di questa palette, però l'ho fatta adesso. Io l'ho presa dal sito di Look Fantastic. Comunque, se non erro, anche da Douglas rivende il marchio Lime Crime. Di queste palette di questa misura così grande, quando l'ho presa io c'era sia questa che un'altra sui toni del rosa, rosso mattone, di quei toni che se ne vedono parecchi. Io invece ho scelto questi toni, che vorrei quasi considerarli toni più sul freddo rispetto all'altra. Mi dispiace che ci sia questa parte qui che contiene le cialdine che fa riflesso, per cui non so se riesco a farvi vedere bene questa palette. Però in complesso, messa così vedete bene le colorazioni delle cialde. Cercate di evitare di non focalizzarvi sul riflesso. Comunque queste sono le colorazioni di questa palette. Come colorazioni mi piacciono, ha dei toni sia opachi che shimmer, per cui è una bella palette, cioè utilizzandola mi piacciono le colorazioni. Quasi quasi vorrei dire che utilizzandola rispetto ad altre palette, vi faccio un esempio, per esempio le palette di Anastasia Beverly Hills, questa qui è più pastellosa, per cui se vi piacciono le tonalità che vanno verso il pastello e volete evitare, faccio un altro esempio, per esempio le paste di Huda Beauty, che ho visto video che non ne parlavano molto bene, questa è una bella alternativa per provare colori pastellosi. E queste qui sono le cialdine. Io in questo video vi ho fatto 8 trucchi in totale, un occhio un tipo e un occhio un altro tipo, giusto per non farvi anche un video eterno. E comunque in totale ho fatto 8 trucchi e ho utilizzato tutte le cialdine, così potete vedere più o meno le colorazioni di queste cialdine messe sugli occhi. Comunque alla fine del video trovate anche gli swatch in foto delle 3 righe. Ok, su ogni trucco io ho sempre utilizzato un primer, utilizzo sempre un primer perché vedete la mia forma dell'occhio, se voglio che gli ombretti qui sotto della palpebra mobili mi reggano, sono costretta ad utilizzare un primer, per cui io lo consiglio anche per proteggere la pelle della palpebra, comunque poi a gusto personale. E comunque questo qui è un altro trucco che mi sono realizzata. Questa volta ho fatto i 2 occhi uguali per concludere e per fare l'inizio e la fine del video. Questo qui è un altro trucco realizzato con questa palette, di cui questo non vedrete il tutorial, ed ho utilizzato nell'arcata sopraccigliare questo, all'inizio qui dell'occhio questo, come piega questo, e alla fine dell'occhio ho utilizzato questo, mentre al centro ho picchiettato un po' di questo. Questo è quello che ho ricostruito in questo trucco. Comunque le possibilità di inventarsi combinazioni con queste cialde sono tantissime, perché sono 6, 9, 18 colorazioni, per cui ci sono colorazioni abbastanza per potersi inventare trucchi. Nel mio caso questo e questo sono i 2 opachi che principalmente uso come piega,
perché il resto o sono troppo scuri anche se sono opachi, o sono glitterati, shimmer, per cui sulla piega mi piace mettere un colore opaco ma allo stesso tempo un colore tenue che non sia eccessivamente pigmentato, e questi due li trovo super adatti. Ok, io adesso vi lascio al resto del video. Se volete vedere gli 8 trucchi che ho realizzato e come lavora questa palette, non vi resta che proseguire proseguire nel video. Come primo colore metto questo bianco qui che è shimmer, non è opaco. Lo volevo mettere bello sfumato qui nell'arcata sopraccigliare e ne prendo su anche poco perché altrimenti mi diventa troppo intenso. Questo colore lo metto su entrambi gli occhi uguale. Come piega metto su un occhio questo colore e sull'altro occhio questo. Inizio con poco prodotto, eventualmente poi ne aggiungo. E per la prima volta sto utilizzando i pennelli di Erichioba, quelli per gli occhi. Ed ecco fatte le sfumature di questi due occhi con questi due colori. Adesso nella parte centrale dell'occhio volevo mettere su uno questo colore, sull'altro questo verde, abbinandolo a quello che ho fatto nella piega, per cui con questo colore ci abbino questo, con questo ci abbino questo. E dopo aver fatto l'inizio, il resto lo passo con le dita. Come vedete è un colore sì luminoso, shimmer, però ci sono ombretti di altri marchi che sono molto più luminosi. Nell'altro occhio mettiamo quello sul verde. Ecco, già questo verde è più luminoso rispetto a questo qui. Anche in questo caso lo metto con le dita. Con questo colore l'ho messo anche qui e faccio la stessa cosa con l'altro colore. Ne metto un po' qui per dare più punto luce. Vedete che poi dipende dai colori dove si mettono per avere più o meno intensità di luce. Poi su un occhio metto questo marroncino opaco come punto esterno, su un altro occhio metto sempre questo sul marroncino, però shimmer. Parto con l'opaco da questa parte. Faccio varie passate giusto preferisco prenderne poco e poi aggiungere. E questa sarebbe con la colorazione marroncina. Adesso passo dall'altro occhio e metto quello shimmer. E questo shimmer lo trovo più pigmentato rispetto all'opaco che ho utilizzato di qua, per il fatto che questo shimmer ho fatto meno passate, questo opaco ho stratificato di più. Comunque questo sarebbe più o meno il risultato. Adesso sfumo un attimino qui perché mi sembra che pulisco il pennello, perché mi sembra di vedere un po' di stacco. Ed ecco che un po' di stacco è andato via. Metto mascara e rossetto e torno. E questi due sono i due trucchi visti con il mascara messo. A me personalmente piace di più questo qui,
me lo vedo, sul mio incarnato me lo vedo meglio. Questo è un ni per quanto mi riguarda, questo invece mi sta piacendo. Allontano l'immagine così mi vedete nell'insieme con il rossetto messo. Allora in questo caso ho messo un rossetto sgargiante visto che siamo in estate. Allora come mascara ho utilizzato il Size Up di Sephora, che ha questo tipo di scovolino, mentre come rossetto ho messo un rossetto di Huda Beauty, l'unico fucsia che è presente in gamma Baccalaureate. Questo qui sarebbe il rossetto e questo sarebbe l'insieme per questo trucco. Vi devo dire che anche vedendomi così un po' più da distante preferisco sempre questa tonalità, la vedo più adatta sui miei incarnati. Questo rimane, come vi avevo detto prima, mi è sempre un ni. Comunque questi due sarebbero i due make up come prime proposte per questa palette. Proseguiamo con altri clip e con altri make up. L'arcata sopraccigliare già l'ho fatto con il bianco, che è l'unico colore che riesco a mettere qui sopra, per cui tutte le clip sarà sempre questo colore. Adesso come piega su entrambi gli occhi volevo provare questo verdino e vediamo come sta. È un colore molto pastelloso. Questa sarebbe la piega con questo colore molto pastelloso. Poi su un occhio faccio a palpebra completa questo colore glitteroso qui. La parte qui centrale la faccio con il pennello. Adesso continuo con le dita a fare il resto. E questo è un occhio già fatto così, semplice. Nell'altro occhio volevo giocare con questi tre colori. Allora, nella parte interna dell'occhio mettere questo più chiaro, nella parte finale questo, e questo metterlo al centro come sfumatura tra i due colori. Inizio con quello più chiaro. Passo a fare la sfumatura esterna con quello più scuro. E al centro con le dita metto questo. Ed ecco fatto anche quest'occhio. Metto mascara e rossetto e completo anche questi due trucchi. Ed ecco anche questi due make up realizzati. Uno, questo super semplice perché ho utilizzato in totale 3 colori. Questo un po' più elaborato, però veloce da fare lo stesso. Mi allontano dall'inquadratura così vi faccio vedere il completo. Questo qui sarebbe il mio viso completo con questo make up. Questa volta come mascara ho utilizzato il Monsieur Big di Lancôme, che ha questo scovolino, che vi devo dire che negli anni i mascara della Lancôme sono quelli che ho sempre ripreso rispetto ad altri che li provo, li uso e poi non li acquisto più. La Lancôme è un marchio che con me è riuscita a resistere negli anni. I loro prodotti, specialmente i mascara, li ho sempre riacquistati. Mentre sulle labbra ho messo Mother di KVD Vega Beauty, questo sarebbe il colore, che visto così starebbe molto in tono con questo colore di ombretto rispetto a questo colore più scuro. Sono colori sì pigmentati, però non eccessivamente come quelli di Anastasia Beverly Hills o come altri marchi. Hanno sempre un sentore di tenue. Adesso non lo so se dipenda dal tipo di paletta che ho preso, perché
Questa qui è l'unica palette di Lime Crime che io ho acquistato. So che ce n'era un'altra sempre di questa grandezza con i colori sul rosa, ma non l'ho rosa fucsia, ma non l'ho presa, mi ha ispirato di più questa perché vedevo più colorazioni più nuove. Comunque questo è un altro risultato. Ci vediamo nella prossima clip con altri risultati di make up. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, ho già messo l'arcata sopraccigliare, questo, e come piega questo, che ve l'avevo già fatto vedere nella prima clip. Comunque in questa palette sui miei occhi come piega c'è questo e questo che li vedo adatti anche al mio incarnato. Adesso metto sulla palpebra mobile all'inizio dell'occhio, su un occhio questo shimmer, su un altro occhio questo shimmer e nella parte esterna di entrambi metto questo. Inizio col più chiaro. Nell'altro occhio metto l'altro colore che è leggermente più scuro, almeno da cialdina, poi adesso vediamo sugli occhi se si nota. Sì, anche da così si nota che questo qui è più scuro, questo si nota di più, questo diventa quasi tinta pelle. Ne metto un altro po' giusto per vedere se riesco ad accentuare un po' il colore. Facciamo la parte esterna con un unico colore per entrambi. Non è un opaco, sarebbe un shimmerino anche questo qui, ma visto che è scuro lo provo nella parte esterna. Beh, come avete visto ho fatto veloce, sono riuscita a sfumarlo benissimo e mi piace anche l'effetto. Ne aggiungo un altro po' giusto per intensificare qui proprio l'angolino. Ed ecco fatto questo trucco super veloce e anche carino come risultato. A me piace di più questo con il punto luce qui che si nota di più. Comunque questi sono i due risultati di oggi. Metto il mascara a rossetto e torno. Ed ecco qui con il mascara messo l'effetto di questo make up. Quasi quasi vorrei dire che li considero ombretti non proprio super piccoli, cioè si sfumano bene, però hanno rispetto ad altri che ultimamente sono usciti, li trovo quella leggerezza meno pigmentati, però il risultato non è niente male. Mi allontano dall'inquadratura ed eccomi qui nel totale. Allora, come mascara vi ho usato il close up di Sephora, che sarebbe questo, mentre sulle labbra ho utilizzato Full Panic di Pat McGrath. È una mini taglia che Sephora aveva questo kit di mini taglie e io l'ho preso. E questo sarebbe il risultato con questi due make up occhi carini, portabilissimi da tutti i giorni. Ok, allora io adesso vi lascio alla prossima clip, che sarà l'ultima clip perché mi mancano gli ultimi ombretti, poi ho utilizzato tutti gli ombretti di questa palette, per cui ci vediamo nella prossima clip. Ed eccoci qui per l'ultima clip. Utilizziamo gli ultimi tre colori che non ho ancora utilizzato. Nell'arcata sopraccigliare nella piega ho già fatto, per cui ho messo questo che l'ho sempre messo in tutte le clip e ho fatto la piega con il verdino. Adesso stavo controllando i colori che devo usare. Allora, per la palpebra mobile su un occhio questo e su un occhio questo all'inizio dell'occhio, mentre come parte finale volevo mettere questo, per cui adesso iniziamo con quello più chiaro.
Allora, questo è il colore più chiaro messo completamente con il pennello e diciamo che si vede. Adesso passo con il colore più scuro e vediamo l'effetto sull'altro occhio. E anche questo colore lo trovo molto carino da mettere qui all'inizio come parte più luminosa. E passiamo all'ultimo colore che è uguale per entrambi gli occhi e lo metto nella parte finale, che sarebbe questo qui. È uno shimmer, non è un opaco, ma ho deciso di provare a mettere anche lo shimmer nella parte finale. Allora, come prima spennellata non è molto pigmentato, lo immaginavo più scuro. Riprendo il colore. Ecco, questo è un colore che bisogna un attimino stratificare perché già così qualcosa si inizia a notare. L'abbinamento mi piace, però vorrei che fosse più pigmentato questo colore. Vedete, si nota, ma lo immaginavo più scrivente, più pigmentato. Passiamo all'altro occhio, che credo di avere più difficoltà su quest'occhio perché già questo colore che ho messo qui è più scuro. Ok, lo lavoro un altro po' fuori telecamera, ce la faccio specialmente da questa parte altre aggiunte e ci vediamo fra un attimino. Ok, più di così non riesco ad inscurire la parte esterna, per cui penso che sia un colore che può andare bene anche nella parte iniziale, che non è troppo scuro se si amano quei colori che danno un po' di luminosità qui nella parte iniziale. Io in questo caso ho voluto provarlo così perché da cialdina mi sembrava, come vedete, tra questo e questo, che questo fosse più scuro, ma non è quel scuro che mi immaginavo guardando la cialdina. Ok, metto il mascara e rossetto e torno. Ed ecco questo make up con il mascara messo. Come il resto dei trucchi sono quasi pastello, vorrei definirli, però sono carini, i risultati mi piacciono. Mi allontano un po'. Ok, non sono quei colori svamp che si vedono su certe palette, però tra un trucco tranquillo va più che bene. Come mascara ho utilizzato Pat McGrath, che è l'unico mascara che dovrebbe essere presente sul sito acquistato da Sephora, mentre sulle labbra ho sfoggiato uno dei rossetti che mi ero presa ancora a gennaio con gli sconti da parte di Sephora, che i rossetti di KVD Vegan Beauty erano scontati del 20%. Io li avevo presi pensando all'estate di utilizzarli, infatti questo colore lo sfoggerei tranquillamente in questo periodo, che è Backstage Bambi, ma sappiamo tutti che qui nel nord-est dobbiamo ancora utilizzare la mascherina, per cui nel momento che sto registrando questo video la mascherina si deve ancora portare e non c'è la possibilità di sfoggiare questo tipo di rossetti. Li terrò per l'anno prossimo sperando che vada meglio di quest'anno. Comunque, a parte queste note, e questo è il risultato dell'ultimo make up che ho realizzato con questa palette. Ok, vi anticipo già che come colorazioni a me piacciono, sono quei toni neutri, anche se sono un po' diversi dal solito, sono neutri che, come avete visto nelle clip, che si possono portare tranquillamente tutti i giorni. Ok, io vi lascio alla conclusione finale e agli swatch. Ed eccoci qui per la recensione finale di questa palette. Dopo aver utilizzato tutti gli ombretti e vi ho fatto vedere come funzionano, in complesso stavo perdendo il foglietto, in complesso questa palette mi piace. Ha dei colori diversi dalle solite palette che usano colori specialmente caldi, marroncini, rossicci, rosini,
Questa qui ha queste colorazioni che mi hanno portato all'acquisto di questa palette. Anche i trucchi che ho fatto mi sono veramente piaciuti. Io ho sempre utilizzato un primer per ogni applicazione, per la mia forma d'occhio, però vi devo dire che gli ombretti rimangono lì, hanno una bella durata come ombretti, si sfumano bene, per cui a me il complesso come palette piace. Vi faccio passare gli swatch con 3 foto della prima, seconda e terza riga. E dopo aver fatto passare le swatch di queste palette, di queste cialdine, per cui oltre ad avere visto come lavorano sugli occhi, avete visto anche gli swatch in foto, io non posso altro che salutarvi anche per questo video, perché credo di avervi fatto vedere come funziona questa palette su di me e come io riesco a fare funzionare questi ombretti. Ok, per questo video ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!